Protagonisti al World Cat Show di Malmo in Svezia sono venuti a trovarci, abbiamo il piacere di ospitare Emanuela Nardin e il protagonista vero di questa esposizione, Adidas della Vena d'Oro. Buon pomeriggio Emanuela. Ciao a tutti. Benvenuta qui in redazione a QDP News, avevamo il piacere e la voglia di ospitarti dopo questo grande successo che insieme a questa bellissima gattina persiana avete ottenuto in Svezia, questa esposizione mondiale. Com'è stata questa esperienza? Elettrizzante, molto elettrizzante e soddisfacente, giustamente. Su 2000 gatti arrivare prima non è facile. Dopo ci vuole un buon lavoro, una buona selezione, ecco. Ecco, la tua è una passione che non nasce ieri, il tuo è un lavoro che va avanti da quasi 30 anni, forse anche qualcosa di più. Com'è nata questa tua passione verso i felini, verso i gatti? Beh, la passione ce l'hai, penso, dalla nascita, la passione felina. La passione per il persiano vero e proprio è nato per caso, cioè acquistando un gatto normale da compagnia e poi invece l'eleganza, la maestosità di sto gatto mi ha proprio affascinato e quindi ho cominciato a selezionarlo vero e proprio. Tu a Valdobbiadene hai anche proprio un allevamento vero e proprio di gatti persiani, in questo caso si chiama Made in Italy, più o meno quanti ne hai? Una ventina, si aggira sulla ventina, i riproduttori diciamo. Non solo Adidas, hai anche molti altri campioni, vero? Sì, una decina più o meno di campioni mondiali. Ecco, nelle diverse competizioni, a parte quella del mondiale dello scorso weekend, diciamo, quali altre grosse soddisfazioni poi hai avuto nella tua carriera, diciamo? Sempre, sempre. Qualsiasi esposizione comunque c'ho sempre un buon risultato, quindi è sempre soddisfazione per me, qualsiasi Expo. Ecco, diventare campioni del mondo in questo caso non è una passeggiata, no? Né per la levatrice né per il gatto, per il gattino che intanto è qui con noi, si sta ambientando, no? Nella redazione. Ecco, non è una passeggiata, serve veramente un lavoro duro, servono dei sacrifici, ma soprattutto un lavoro costante. Ci puoi raccontare un po' la giornata tipo della nostra Adidas? Cosa fa per prepararsi al mondiale? Come si è preparata? Beh, lei non fa niente, lei gioca, mangia e si diverte, lei. Io invece un po' di più, cioè la prima cosa è l'alimentazione che deve essere corretta per avere un buon pelo, la morbidezza e la quantità del pelo, deve essere regolarmente toilettata, il che significa bagni, a differenza di quello che si dice che il gatto non ama l'acqua, deve essere regolarmente lavato e quindi il mantenimento del pelo va regolarmente come andare dalla porcheria tutte le settimane praticamente. Quindi insomma il grosso sta nella toilettatura fondamentalmente e poi anche un po' di esercizio fisico non guasta, però sempre nella dimensione del gioco, credo, Sì. no? Tutto il gioco, si basa tutto sul gioco comunque, però di indole il felino è un gatto giocherellone, perché giocano anche gli adulti, quindi è facile farli giocare i gatti. C'è proprio una sintonia che tu hai con l'animale. Sì, indubbiamente, devi avere un po' di feeling, sicuramente. Ecco, non so se vuole dire qualcosa ai nostri microfoni, sentiamo. Il persiano non parla. Il persiano non parla. No. Benissimo, allora grazie insomma per essere stata qui con noi in redazione, grazie alla nostra gattina Adidas campionessa del mondo e insomma continueremo a seguirti e a sostenerti anche qui da QDP News. Grazie. Grazie mille, sai, A presto.